qua davanti a Interporto ancora una volta, ma questa volta per festeggiare, perché finalmente i 4 lavoratori del Despar che lavoravano per Magri Servizi ritorneranno a lavorare. 2 sicuramente tornano a lavorare, gli altri 2 hanno accettato 20.000 euro a testa. Tutta la vicenda inizia a luglio dell'anno scorso, quando una trentina di lavoratori hanno deciso di iscriversi con noi, con la DL Cobas. A quel punto è cominciata un'offensiva da parte sia della Magri Servizi, però che ha visto partecipi anche Interporto, Despar, servizi logistici, contro un sindacato ritenuto scomodo all'interno di Interporto, e cercando di eliminare il sindacato hanno cercato di eliminare quei lavoratori che si erano iscritti con noi. Hanno cominciato prima con le minacce, poi sono passati ai fatti con le contestazioni disciplinari, i provvedimenti disciplinari, e poi sono arrivati i licenziamenti. Noi abbiamo dovuto in tutte quelle occasioni intraprendere una lotta molto dura, perché avevamo tutti contro. Siamo andati anche per vie legali, in occasione soprattutto del processo per il licenziamento di Javad abbiamo ottenuto una vittoria dove il giudice ha riconosciuto anche l'atteggiamento antisindacale che era stato attuato nei suoi confronti da parte di Magri Servizi, e abbiamo ottenuto il fatto che lui dovesse essere riassunto e dovesse tornare al posto di lavoro. Oggi è un punto di partenza, perché comunque le nostre battaglie non sono finite per un posto, per la dignità nel posto di lavoro e per le condizioni migliori all'interno, e anche per il riconoscimento dei diritti sindacali. Inoltre chiediamo, che era una cosa che avevamo anche denunciato sempre qualche mese fa, facendo sentire le registrazioni di come si comportavano i capi reparto all'interno che minacciavano i lavoratori iscritti al nostro sindacato, chiediamo anche la rimozione di questi capi reparto, di questi preposti che si comportano da caporali. Il facchino paura non ne ha, il facchino paura